Potentissima preghiera di liberazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Spirito del Signore. Spirito di Dio. Padre, Figlio e Spirito Santo. Santissima Trinità. Vergine Immacolata. Angeli, arcangeli e santi del paradiso, scendete su di me. Fondimi, Signore. Plasmammi. Riempimi di te. Usami. Caccia via da me tutte le forze del male, annientale, distruggile. Perché io possa stare bene ed operare il bene. Caccia via da me i malefici, le stregonerie, la magia nera, le messe nere, le fatture, le legature, le maledizioni, il malocchio, e l'infestazione diabolica, la possessione diabolica, e l'ossessione diabolica. Tutto ciò che è male, peccato, invidia, gelosia, perfidia. La malattia fisica, psichica, spirituale, diabolica. Brucia tutti questi mali nell'inferno, perché non abbiano mai più a toccare me e nessun'altra creatura al mondo. Signore, ordina e comanda con la forza di Dio Onnipotente, nel nome di Gesù Cristo Salvatore, per intercessione della Vergine Immacolata. A tutti gli spiriti immondi, a tutte le presenze che mi molestano, di lasciarmi immediatamente, di lasciarmi definitivamente, e di andare nell'inferno eterno, incatenati. Da San Michele Arcangelo, da San Gabriele, da San Raffaele, dai nostri angeli custodi, schiacciati sotto il calcagno della Vergine Santissima Immacolata. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.